E vincere o morire per il Lascari Cefalù di Mister Palazzo, che dopo le brutte prestazioni delle scorse settimane ospita a Lilardo la Folgore Castelvetrano, squadra che a sua volta vuole tirarsi fuori dai guai con le immagini prodotte come di consueto da Pietro Piazza. Andiamo a vedere il film di questa partita che inizia subito con gli attacchi da parte della squadra di casa in maglia bianca, con il nuovo arrivato Gallo che cerca di infilarsi in area, bravissimo Sansone a respingere il tiro, poi si fa viva dall'altra parte la squadra rossonera ed è subito pericolosa perché arriva il solito Idrissou sul secondo palo, brucia tutti sullo scatto, il più attento sul cross lungo di Touré. 0-1 a Lilardo, segna ancora Idrissou, prova a reagire il Lascari Cefalù con questa azione sull'out di destra, ancora con Gallo che cerca di puntare, viene atterrato. Secondo il direttore di gara non ci sono gli estremi per il calcio di rigore. Con questo replay proviamo a darvi una mano a decidere a vostra volta. Poi Monaco semina il panico in mezzo alla difesa, poi arriva alla sua conclusione dopo il tentativo di Gallo. La palla respinta da Sansone, torna ad attaccare la Folgore, qui ancora un cross per Idrissou, forse un gol più semplice di quello segnato, questa volta se lo divora di testa, ma ancora attacca la squadra ospite con questa incursione per vie centrali. E infine la conclusione messa fuori con un volo d'angelo splendido da Crisafulli, poi sugli sviluppi del corner dopo il tentativo di Pisciotta, colpo di testa, secondo palo, ancora Idrissou, questa volta raddrizza la mira e dopo l'errore di prima realizza il gol dello 0-2 al minuto 44, il momento perfetto per realizzare la rete del raddoppio. Con le immagini passiamo al secondo tempo con questa conclusione dalla distanza da parte del Lascari Cefalù, palla che si perde fuori, poi fraseggia molto bene la squadra ospite col pallone che viene portato da sinistra a destra con questo cross che arriva da dietro per Erbini, il quale non riesce a indirizzare verso la porta. Erbini che però pochi minuti dopo, sfruttando un errore di impostazione da parte di Palazzo, si porta la palla sul sinistro a tu per tu con Crisafulli, mette il gol dello 0-3 e notte fonda per il Lascari Cefalù. Segna anche Erbini, il gol che triplica le marcature della Folgore Castelvetrano. A questo punto ci si aspetta una reazione d'orgoglio da parte del Lascari Cefalù, che qui manovra praticamente al limite dell'area di rigore, poi va sul fondo con la conclusione che si perde fuori. Poi ancora sugli sviluppi di un calcio piazzato, la palla messa in mezzo, c'è Palazzo ma c'è soprattutto Dennis Sansone, grande intervento per lui in volo plastico, poi altro tentativo e altra parata di Sansone a negare anche il gol della bandiera al Lascari. Lascari che ci proverà su quest'ultimo calcio d'angolo battuto dalla sinistra, la palla che si in mezzo, 3 giocatori in maglia bianca tutti soli, e questo errore è il film della partita per il Lascari che perde. Da Sportisir è tutto, alla prossima.